grande provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema che è quello del Bosco dello Sport, cioè la città di Venezia non può rinunciare a questo grande progetto. Così l'assessore Boraso, dopo aver proposto giovedì scorso la vendita dalla Giuditta del Klimt, base d'asta più di 150 milioni di euro, nell'eventualità Bruxelles decidesse di non finanziare con i fondi del PNRR il Bosco dello Sport, del valore di oltre 300 milioni di euro, con la costruzione di uno stadio e di un palasport, contro il quale c'è un ricorso al TAR di Italia Nostra. Con Pesce d'Aprile è comunque un'ipotesi che lei sta valutando insieme al sindaco, naturalmente. È una fortissima provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema, che è quello che questa città di Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro, l'intera amministrazione e il Consiglio Comunale non vuole rinunciare a questo grande intervento del Bosco dello Sport, che ricordo essere la più grande operazione urbanistica e sportiva di massima sostenibilità. Vero è che se della Giuditta si è fatta una grande promozione, attendendo ora il suo rientro a Venezia da Rovereto, dove è stata data in prestito per una mostra della provincia autonoma, l'altra grande attesa è quella prevista in settimana, quando Bruxelles scioglierà le sue riserve sullo stanziamento dei citati fondi. Che sono convinto che il governo, che Luigi Brugnaro ha incontrato con tutta la struttura settimana scorsa, prima di Pasqua, saprà dare delle risposte. E da un'opera ad un'altra, con Venezia, città museo a cielo aperto, in questi giorni presidiata speciale da numerose forze di polizia, sebbene invisibile agli occhi dei più, spiega Boraso, dopo l'incitamento del blogger Bloomer di versare vernici su Palazzo Ducale contro la gestione mercificatoria della città delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute. Sull'influencer, per questo indagato dalla Procura di Venezia, l'assessore è lapidario. Questo è un personaggio che al di là dell'indagine aveva preso a calci in culo. Sì, lo dico, a calci un personaggio del genere, oltre che ad essere arrestato, perché in un altro paese civile un personaggio del genere andrebbe arrestato, andrebbe ad essere preso a calci in culo.